Presentata ieri presso lo stabilimento della società la SEAP Sigel Marsala Volley, una squadra che milita nella Serie A2 femminile di pallavolo. Presente all'evento il titolare della SEAP Group Sergio Vella. La SEAP Sigel Marsala Volley sarà sponsorizzato proprio dalla società agrigentina SEAP, che affiancherà altro marchio, quello della Sigel. Sergio Vella, imprenditore di Agrigento della SEAP, come si spiega questo connubio con una squadra di Marsala, poi diventate sponsor a tutti gli effetti? Intanto andrebbe detto che la SEAP ha sempre sostenuto lo sport, ha sempre fatto delle donazioni per un principio molto semplice. Oggi le aziende moderne non devono guardare solo ai profitti, ma destinare una parte di questi anche in attività culturali per lasciare un segno proprio sul territorio. Quest'anno abbiamo deciso di sponsorizzare una società che l'anno scorso si è contraddistinta nell'ambito nazionale con la seria probabilità di andare direttamente in A1. Una sponsorizzazione che chiaramente è importante anche per il territorio agrigentino. Certo, intanto oggi lo sport va visto nell'ambito nazionale. Noi per tanti anni abbiamo sponsorizzato l'Aragona, ma per tutta una serie di ragioni quest'anno l'Aragona non ha formato la squadra. Noi naturalmente siamo stati sempre fuori dalle compagini societarie. Nella misura in cui non ci è stata più data questa possibilità, abbiamo scelto una squadra del nostro territorio regionale in maniera da far veicolare nel migliore dei modi possibile il nostro marchio, quindi la nostra storia. Che squadra è la Sigel Marsala? La Sigel Marsala è una squadra in A2 che quest'anno prenderà il nome di SEAP Sigel. E dal punto di vista tecnico ci saranno dei miglioramenti, delle novità, se magari ci sono, se ce le anticipo? Diciamo che è una società molto ben strutturata, come l'anno scorso anche quest'anno il loro allenatore è un allenatore insomma, di notevole spessore, dovrebbero esserci tutte le condizioni perché questa squadra anche quest'anno come l'anno scorso disputi i playoff e chi lo sa, magari andare anche in A1. Domani ci sarà una prima amichevole? Domani ci sarà un allenamento al Pala Nicosia di mattina e nel pomeriggio sarà disputata un'amichevole con il Messina, che è un'altra squadra che milita in A2. Sara Moneta, allora che futuro avrà questa squadra e quale sarà il suo ruolo? Il mio ruolo in questa squadra, io spero di essere un esempio per tutte le ragazze, magari non intendo sia in campo, ok, ma anche al di fuori. E sono quella che ha più esperienza e quindi sono contenta di rivestire questo ruolo anche quest'anno. Come valuta questo sostegno da parte della SEAP? Ma è un sostegno fondamentale ed è importantissimo perché si va ad aggiungere a una forza come la Sigel non indifferente. Obiettivi? L'obiettivo principale è entrare nei playoff e poi, come ho detto prima, quello che viene di più è sempre un bene. Diciamo che stiamo lavorando parecchio, è un mesettino pieno che stiamo appunto lavorando sodo, adesso abbiamo i primi impegni con amichevoli e diciamo che c'è ancora da mettere sul piatto alcune cose, da sistemare alcune cose, ma siamo cariche, c'è entusiasmo e siamo una bella squadra, questo per partire è la cosa che conta. Quali sono i vostri principali obiettivi per la stagione? Diciamo che io non dico mai niente, no? Perché poi si dice, poi se non si arriva a quello, però vogliamo far bene, sicuramente arrivare ai playoff, intanto come primo obiettivo, primo step, ma penso che la cosa importante intanto sia cercare di lavorare bene insieme e quello poi viene in automatico. Oggi siamo nella casa della SEAP, ti chiedo l'importanza di avere alle spalle un club solido dal punto di vista economico. L'ho visto anche negli anni giocando, è sicuramente fondamentale, soprattutto dopo una crisi post-Covid è importante e questo fa una società ancora più solida, quindi assolutamente è importantissimo. Allora, abbiamo allestito quest'anno una formazione composta principalmente da atlete giovani, atlete che alcune stanno facendo la loro prima esperienza in Serie A2, altre hanno già giocato lo scorso anno, 2 anni fa, titolari,
e alcune atlete sono un po' più esperte. Abbiamo 2 straniere, una che proviene da un campionato belga e una che proviene dal campionato francese. Quindi diciamo abbiamo una squadra con giocatrici un po' più esperte che hanno già calcato dei Taraflex, parquet, palestre importanti e altre che devono adattarsi a certi ritmi di lavoro, perché è importante adesso in questa prima fase, soprattutto in questo primo mese e nel prossimo fino a fine ottobre, quando poi inizieremo a giocare, sarà importante, come si dice in gergo, mettere fieno in cascina. Una parte di lavoro fisico l'abbiamo fatta tutti i giorni e quindi non saremo brillantissime adesso, ma ci ritroveremo tutto questo lavoro nel proseguo della stagione. Che pallavolo proverai a far giocare la tua squadra? Una pallavolo brillante, possiamo usare questo termine, mi piacerebbe molto vedere queste atlete che si divertono in campo, però dobbiamo sempre stare molto attenti. Divertirsi, ci si diverte quando si gioca bene. Per giocare bene bisogna allenarsi bene, perché le partite sono la conseguenza di quello che si fa durante la settimana. Gli obiettivi? Gli obiettivi, lo scorso anno non abbiamo centrato i playoff per un punto, io sono arrivato a dicembre e devo dire che subito dopo una settimana le atlete non erano più 12 ma erano praticamente 11 o 10. Dopo alcune settimane abbiamo cominciato ad avere infortunate chi all'addominale, chi al ginocchio, chi alla schiena, chi alla spalla e ci siamo allenati spessissimo in 8-9 giocatrici ad ogni allenamento, non abbiamo mai potuto fare lavoro di squadra e quindi questo ci ha un po' penalizzato. Detto ciò, l'obiettivo è cercare di centrare i playoff e quindi entrare alla fine della regular season nelle prime 6 squadre del nostro girone. Presidente Di Giacomo, oggi a questa presentazione della Sieges Marsala, che parte della SEAP che la sponsorizza, ecco le novità che lei ci può anticipare, il suo ruolo, insomma, lei prima aveva la squadra in A2, poi ha deciso per vari motivi di non continuare, ora si continua in qualche modo col suo sostegno con la SEAP Sieges Marsala? No, il mio sostegno, diciamo che io rimango sempre il presidente della Pallavolo Aragona con un nostro progetto modulato sul giovanile. Purtroppo quest'anno non c'erano le condizioni che mi potessero invogliare a fare una squadra di vertice, perché le vicissitudini dello scorso anno tra Palazzetto di Porto Empedocle è bellissimo e ringrazio sempre Gabriele Mongata per la sua disponibilità, però vuoto, allenarci al Nicosia, quindi ci sono stati tanti motivi che mi hanno fatto riflettere e in attesa, ecco, di ridisegnare nei prossimi anni uno scenario che possa portare la Pallavolo Aragona ai vertici. Come vede questo connubio? Perfetto, Marsala è stata sempre una società che ha fatto bene negli ultimi anni, mi sembra che ha fatto 6-7 campionati di Serie A, quindi c'è molto entusiasmo, quindi con l'arrivo di Sergio con la SEAP sicuramente faranno ancora bene. Io mi auguro, ecco, che raggiungano gli obiettivi che si sono prefissati. Io come presidente della federazione pallavolo, ecco, posso fare solo gli auguri a Sergio, alla Pallavolo Marsala, a tutte le società che partiranno questo fine settimana dei campionati nazionali, affinché, ecco, riescano a portare sempre il nome della Sicilia più in alto possibile. Ecco, come presidente, che novità ci dà? Qual è lo stato di salute delle squadre che partiranno in questo nuovo campionato? Ma guarda, purtroppo non c'è un bel momento, veniamo da 2 anni del Covid, purtroppo ci sarà anche la novità della nuova legge sullo sport che partirà il 1° gennaio, quindi molte società sono tutte attendibili, sono tutte che aspettano, e io mi auguro che nei prossimi anni ci sia una ripresa graduale ma in positivo.